everything changes. Gucci che batte il fallo laterale, giocando sfera proprio su Giordano. Occhio che si gira in un fazzoletto artistico, ancora artistico! Un gol straordinario, 4 controlli di suola, poi la piazza dove probabilmente solo lui poteva. Un gol simile a quello segnato contro il Checco dello Scapicollo, ma questo probabilmente immensamente più bello. Nella il vantaggio che non l'Eurobet Palermo. Tubani prova a girarsi e la rovesciata di Dell'Anno che non sa neanche lui che cosa ha creato. Viene a esultare sotto la telecamera la rovesciata di Matteo Dell'Anno, la doppietta personale, 32 in campionato, ma soprattutto 3-2 allo Sportivo. Che l'arbitro non fischia, c'è Blandino che va a servire Giuffrida che sale. Occhio a Cristian Giuffrida, palla buona per Blandino, può liberarsi, sceglie Giordano! La sentenza di Marco Giordano, il collo esterno, è un grandissimo gol del numero 9 del Cotton Club. I risultati tentano ad arrivare nelle ultime 4 partite, un pareggio, una vittoria e 2 sconfitte. Attenzione a questa conclusione improvvisa ed un gol straordinario da parte del capitano Niccolò Masciancelo che mette la palla sotto al 7. Siamo già dalla parte opposta con Netombesi in mezzo, Paresce col tacco! E questo è un gol fantastico di Enrico Paresce al 2-2 della Ragnatela Pub. E questi sono i classici gol alla Paresce, colpo di tacco, Blundo immobile, 2-2. Il piattone per Anello, al lato corto Anello vuole sfidare Oltremarini, torna ancora da Sevieri, si gira Sevieri, ce l'ha sul sinistro! Sevieri, ancora lui, Federico Sevieri, secondo gol straordinario della sua serata, è il 5-0 della Venere in bikini. Sulla destra e in zona offensiva per il Cotì, tiro al volo da parte di Valeriani e arriva il 2 pari, un gol straordinario del numero 4, doppietta personale.